Una notizia clamorosa scuote Napoli questa sera, e i tifosi azzurri sono già in fermento. Siamo tornati con un altro aggiornamento elettrizzante sul nostro amato club, portandovi come sempre le informazioni più recenti e di grande impatto direttamente dai retroscena. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi informati su ogni dettaglio che può influenzare il futuro della squadra. Prima di addentrarci in questo tema pieno di aspettative, lasciate subito un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. L'argomento di oggi sta agitando intensamente i corridoi del club e promette di incidere sul cammino della stagione. Sì, nei retroscena del Napoli si sta preparando qualcosa di davvero incredibile, capace di sorprendere anche i tifosi azzurri più attenti e appassionati. Secondo quanto riportato dallo specialista di mercato internazionale Ekrem Konur, il Napoli sta valutando con grande attenzione un possibile acquisto già per la finestra di gennaio. Dopo un'estate movimentata, con diversi arrivi che hanno rinforzato la rosa guidata da Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna resta attivo dietro le quinte, mappando nuove opportunità che possono alzare ulteriormente il livello della squadra. E uno dei nomi che emergono con forza è quello del giovane centrocampista tedesco di origini turche Muhammed Damar, giocatore dell'Hoffenheim che sta attirando l'attenzione per talento e versatilità. Secondo Konur, il Napoli starebbe studiando la possibilità di presentare un'offerta tra i 10 e i 12 milioni di euro per il classe 2004, appena 21enne. Damar è nato a Berlino il 9 aprile 2004. È alto 1,85 m e gioca principalmente come trequartista, anche se può agire sulla sinistra o centralmente a centrocampo. Questa capacità di adattamento, unita alla sua tecnica raffinata e alla visione di gioco superiore alla media per la sua età, lo rendono un talento emergente del calcio tedesco. Il giocatore appartiene all'Hoffenheim, ma il Napoli ne segue l'evoluzione già da alcuni mesi. La sua formazione multiculturale, tedesco di nascita ma con radici turche, gli conferisce una mentalità forte e competitiva. Un aspetto che attira i club alla ricerca di atleti resilienti e pronti per i grandi palcoscenici. L'idea della dirigenza azzurra è quella di puntare su un giovane con margini di crescita, da plasmare sotto la guida di Antonio Conte, capace di diventare un elemento fondamentale sia per il presente che per il futuro del club. Questa mossa evidenzia inoltre la chiara strategia di Giovanni Manna: non accontentarsi solo della rosa competitiva già costruita, ma continuare a monitorare le opportunità di mercato che possano consolidare il Napoli come protagonista in Italia e in Europa. Vale la pena sottolineare che l'investimento in Damar, se dovesse concretizzarsi, sarebbe considerato accessibile per gli standard del calcio attuale, soprattutto tenendo conto del potenziale di valorizzazione che il giocatore può ancora raggiungere nei prossimi anni. E adesso voglio sentire voi, tifosi azzurri. Credete che Muhammed Damar possa essere il rinforzo giusto per il Napoli a gennaio? Pensate che i 10 a 12 milioni di euro siano un buon investimento per un giovane di questa qualità? Oppure preferireste che il club puntasse su nomi più esperti? Lasciate la vostra opinione nei commenti e discutiamo insieme del futuro del nostro club. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento e volete sostenere ancora di più il canale, non dimenticate di lasciare un super thanks, perché questo ci aiuta a continuare a portarvi le migliori e più veloci notizie sul nostro amato Napoli.